Bene, signore e signori, siamo alla seconda parte. C'è una specie di dibattito interscambio culturale, interrazziale, interreligioso, diciamo, tra un rabbino, un imam e un cattolico. E vediamo chi ognuno di loro si saprà prevalere di più. Questo evento non chiude ma apre un capitolo nuovo per questa città sul tema della pace. Avete già sentito stamattina che la città si è candidata per ospitare l'Assemblea della Pace dei Popoli delle Nazioni Unite. Ci sono altre iniziative con la comunità di Sant'Egidio. Su Facebook ho visto che abbiamo avuto diversi inviti perché molte altre realtà che si occupano di pace hanno piacere di potersi sedere intorno a un tavolo, dialogare, perché reputano che questa città abbia tutti i requisiti per poter ospitare eventi culturali sul tema della pace qualificanti per questo territorio. Questo popolo se lo merita. Grazie a tutti e buona serata. Che odore di limoni e gelsomini c'è nella mia terra se cammini, mi sento forte il cuore di un leone, guardando questa gente camarrino. Grazie della parola, grazie di questa ospitalità e di questo bel convegno. Il signor Rabbino e il mio amico Sami hanno parlato del cuore. Diceva Sami, se il cuore è chiuso non c'entra neanche il mio vicino, e allora come posso avere la pace? Credo che in queste parole che insieme chi mi ha preceduto ci hanno detto c'è un po' lo spirito di Assisi. Nel 1986 Giovanni Paolo II convocava ad Assisi, città di Francesco e quindi città della pace, le grandi religioni del mondo. Non solo le grandi religioni del mondo, le religioni del mondo. Ce n'erano anche di poco diffuse, perché tutte le religioni sono importanti, perché tutte le persone sono importanti. E così ad Assisi diventava una realtà, una grande intuizione, e cioè in un momento di storia turbolenta del mondo, momento che continua ad oggi, le grandi religioni del mondo e anche le piccole, ma solo numericamente, religioni del mondo, insieme si mostravano come una forza spirituale di pace. Questo è lo spirito di Assisi, nella sua semplicità e nella sua profondità così rivoluzionario, che tanti pensarono che sarebbe accaduto una volta e poi più. E invece lo spirito di Assisi è continuato anno dopo anno, e con la comunità di Sant'Egidio ogni anno ci ritroviamo con le religioni del mondo, ogni volta in una diversa città dell'Europa o del mondo, per pregare per la pace. E parto da ciò che mi ha insegnato il Vangelo, cioè che si può cambiare il mondo con gesti di pace. E questo è un po' il programma di Sant'Egidio, programma che si svolge nelle città dove vivono gli uomini, le donne, i bambini, gli anziani, in tutte le città del mondo. Quindi una missione pacificatrice che è un compito quotidiano, senza il quale le città, gli ambiti di coabitazione sono destinati a diventare dei luoghi di barbarie. Quindi accoglienza, interesse verso gli altri, saper vivere insieme, atteggiamenti che sono una necessità e un dovere per ciascuno. Voglio concludere citando Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, che nella cerimonia di apertura quest'anno della preghiera per la pace ad Anversa, in Belgio, lo scorso 8-9 settembre, ha parlato di paura della storia. La storia, ha detto, a volte sembra un peso insopportabile, come sembra esserlo oggi in Iraq, ma il futuro per noi non è soltanto un destino già scritto, dipende da ciascuno di noi e dipende da tutti gli amici della pace. Ma che sarebbe questo mondo senza la preghiera? Non è un caso che nel cammino dello spirito di Assisi dialogo e preghiera si intreccino tra di loro.
stiamo cercando il significato della pace, ma il primo passo per avere la pace è con Dio stesso. La religione, credo che Dio, Allah, quando ha mandato tutti i profeti, ma hanno la stessa fonte. Quello che cercano di creare l'odio tra, diciamo, religiosi, non sono religiosi. L'unico modo di utilizzare la religione, sia islamica o ebraica o cristiana, soltanto per la pace. Il sogno di ieri, la realtà di oggi, ma il sogno di oggi, la pace, sarà sicuramente, inshallah, se Dio vuole, la realtà di domani. Però ci vuole le persone che hanno la volontà, hanno la decisione di arrivare di questo sogno. Per questo dobbiamo collaborare, ma non è come parole, come fatto. Abbiamo avuto delle grandi personalità nel mondo scientifico, abbiamo avuto Einstein, abbiamo avuto Freud, abbiamo avuto cioè l'opportunità di capire il mondo così come è stato creato. Abbiamo potuto avere una ricerca intensiva, ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sganciato la bomba atomica. L'energia atomica che si può sprigionare in modi molto diversi da come per uccidere, certamente potrebbe anche invece sprigionare tanta capacità e tanta possibilità economica per tutto il mondo. E Freud cosa ha fatto? Ha creato i presupposti per conoscerci meglio, per conoscere e indagare la mente umana. E con lui noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un sacco di psicologi. Non c'è nessuna persona al mondo, di qualsiasi colore, che non sia degna di essere considerata una persona umana a tutti i livelli e va rispettata. E la Sicilia era prospera, era lume di civiltà per il mondo. Noi dobbiamo riportare questi valori, dobbiamo fare in modo che la Sicilia veramente sia di nuovo luce per le genti, luce per una civiltà mediterranea che vada al di là di essa e porti il senso e il concetto della pace al mondo intero. Reputo la riflessione sulla pace uno dei motivi che ci interessano da vicino e giustamente, come così ho captato dall'ultimo intervento, giusto proprio perché la periferia diventi centro e il centro diventi periferia, cioè come dicevano gli antichi storici, cioè perché effettivamente le culture si incontrassero fra di loro, perché ci fosse più scambio e perché soprattutto si considerasse che ognuno effettivamente è capace di poter contribuire per il benessere comune. Io credo che in parte la pace possa essere vista anche da questa considerazione importante. Ognuno è a immagine e somiglianza di Dio e questo significa che effettivamente ognuno gode di un contributo originario e singolare. Autosestin è Irene, egli stesso è la pace. Al sindaco credo compete in ogni caso salutare anche chi è arrivato nel pomeriggio per questa seconda sessione di lavoro, un saluto sincero, ma molto di più perché credo che andiamo avanti verso il cuore non solo del problema ma dei lavori. Una cosa sola voglio dirvi che per me è stata molto particolare e mi ha anche dato un senso di rabbia. Qualche mese fa durante uno sbarco sono morti decine, centinaia di giovani, uomini, donne
che venivano in Sicilia per costruire un futuro migliore. E in quell'occasione, dopo una cerimonia partecipata ad Agrigento, abbiamo seppellito nel nostro cimitero dei giovani senza nome, senza una provenienza precisa. In quell'occasione abbiamo pregato insieme. Le 3 religioni si incontravano e pregavano insieme. Mi sono chiesto perché riusciamo a stare uniti, c'erano tutti i sindaci, tutte le autorità il giorno prima, perché riusciamo uniti solo quando c'è da celebrare momenti come questi, e perché riusciamo a pregare insieme il giorno dopo nel nostro cimitero solo davanti alla morte. Forse abbiamo paura della morte e non riusciamo a costruire un dialogo, un rapporto in vita. Credo che questa è la frontiera del futuro, riuscire in vita oggi a parlare di pace, partendo da quella che è la differenza che dobbiamo esaltare, dalla capacità di stare insieme. E ovviamente quindi si parte dal dialogo, si parte dalla conoscenza, si parte dal confronto e perché no, anche da un'idea che parte da un luogo fisico, e Gela, ricordando il 424, lo sbarco e altri momenti, si propone in questo senso. Sarete sempre i benvenuti, noi cercheremo sempre di ospitare momenti di incontro, perché questo credo che sia non solo il nostro dovere, ma la ricchezza che un popolo, diciamo, il massimo dell'aspirazione è la ricchezza per il nostro popolo. Do il benvenuto, vedo anche il sindaco di Butera che era arrivato in sala. Vi ringrazio per questa splendida giornata che stiamo vivendo insieme e per quello che stiamo costruendo oggi insieme. Grazie.